Buongiorno, oggi siamo qui per presentarvi un evento organizzato dall'USEI Ugania in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer che sarà il prossimo 21. E tra i numerosi eventi appunto oggi faremo una diretta Facebook dove potrete farci delle domande riguardanti appunto la malattia di Alzheimer. Io sono Erika Pesce, sono un infermiere case manager, attualmente lavoro presso la neurologia di Piove di Sacco. Dal 2012 mi occupo del centro decadimento cognitivo numero 3 che corrisponde al distretto 3 della nostra azienda e fungo appunto da coordinatore di percorso. Sono qui per raccontarvi in 2 minuti che cos'è il centro decadimento cognitivo e come funziona presso la nostra azienda. Il centro decadimento cognitivo è una struttura virtuale, una rete di servizi che mette in contatto le varie professionalità per poter dare risposta completa ai pazienti e alle famiglie che hanno questo tipo di patologia. Nello specifico si occupa di mettere in contatto appunto medici di medicina generale, psicologi, assistenti sociali, operatori e familiari stessi, di modo che ci sia sempre una risposta pronta a tutti i bisogni di salute. Io sono appunto un infermiere case manager e sono coordinatore di percorso all'interno di questo centro. Quindi di cosa mi occupo? Fondamentalmente sono un facilitatore, raccolgo i bisogni dei pazienti che accedono al nostro centro e poi vado ad attivare il professionista che deve dare la risposta. Dove ci possono trovare fisicamente questi pazienti? Il vivaio più importante è sicuramente l'ambulatorio. Noi al distretto 3, quindi al centro decadimento cognitivo numero 3, abbiamo 3 ambulatori, uno di geriatria al Sant'Antonio, uno a Piove di Sacco, sempre di geriatria, e uno di neurologia a Piove di Sacco. In questi ambulatori, oltre alla diagnosi e ai trattamenti terapeutici, diamo anche informazioni su tutta la rete dei servizi che il territorio offre per questi pazienti, quindi dal contributo economico specifico piuttosto che ai servizi di assistenza dei centri servizi, oppure anche come mettersi in contatto con i nostri volontari che sono assolutamente fondamentali nel supporto assistenziale. Passo la parola ora alla dottoressa Pastorello che vi parlerà un po' della patologia nelle sue fasi e della diagnosi. Buongiorno a tutti, io sono Ebe Pastorello, lavoro come neurologa presso gli ambulatori della nostra azienda sanitaria 6 Ugania e mi trovate presso l'ospedale dei Colli e l'ospedale di Piove di Sacco. Siamo qui oggi per parlare di demenze, patologie che hanno un notevole impatto nella società attuale e nella vita delle famiglie. Alcuni dati epidemiologici ci indicano la portata del problema. Dati europei indicano tassi di prevalenza per le demenze pari a 7 casi su 1000 abitanti e questo dato si decuplica se andiamo a considerare la popolazione ultra 65enne. Questo vuol dire che in Europa circa 70 persone su 1000 ultra 65 anni sono affette da demenza. In Italia circa il 20% della popolazione ultra 65enne è affetta da demenza.
Quindi in Italia abbiamo circa 500-600 mila persone affette da questa patologia. Nel mondo uno studio di notevole portata a livello mondiale calcolò circa 35 milioni di persone affette da demenza, con previsioni di un raddoppio per il 2030 ed un ulteriore aumento negli anni a seguire. Quindi una patologia che ha una notevole portata dal punto di vista sociale. E per demenza noi intendiamo una situazione di declino cognitivo in un soggetto con precedenti capacità intellettive normali e questo declino cognitivo deve avere un impatto nella vita quotidiana, nella vita di ogni giorno, nella vita di relazione. Parlo di demenze perché noi conosciamo tutti la forma più nota e più frequente, che è la malattia di Alzheimer, però in realtà esistono molte forme di demenza che noi distinguiamo in demenze primarie e demenze secondarie. Le demenze primarie sono le demenze in cui non siamo in grado di identificare una causa esterna che determina la patologia. Rientrano in questo ambito la demenza di Alzheimer, un'altra forma di demenza primaria che è la demenza frontotemporale, e poi ci sono le cosiddette demenze associate a parkinsonismi. Le demenze invece secondarie sono quelle forme di demenza potenzialmente anche curabili, trattabili, che dipendono da cause che noi possiamo identificare e quindi anche correggere. Le più frequenti forme di demenza secondaria sono le demenze vascolari. Ci sono poi molte altre forme di demenza secondaria, vi cito le più frequenti e anche diciamo quelle che possiamo trovare più abitualmente, insomma, nelle nostre pratiche ambulatoriali. In particolare ci sono le demenze da cause tossiche, e in particolare le demenze legate all'alcolismo, e poi ci sono le demenze dovute a patologia intracranica, quindi tumori del cervello, come per esempio anche malattie infiammatorie cerebrali o idrocefalo normoteso. La demenza di tipo Alzheimer rende conto del 40-50% di tutte le forme di demenza. Seguono le demenze vascolari che spiegano il 15-20% di tutte le demenze. La malattia di Alzheimer è una patologia che diciamo viene accademicamente distinta in 3 stadi. I primi sintomi della malattia sono dati da disturbi nella memoria a breve termine e disturbi in altri ambiti cognitivi come il linguaggio o come l'orientamento nel tempo, nello spazio, e si associano molto spesso nello stadio iniziale di questa malattia anche sintomi non cognitivi, cioè di tipo comportamentale, che sono soprattutto ansia o depressione. Nel secondo stadio della malattia peggiorano i disturbi legati alla memoria, peggiorano i disturbi del linguaggio e possono comparire disturbi comportamentali più importanti come deliri e allucinazioni visive. Nel terzo stadio della malattia la persona non è generalmente quasi più in grado di parlare, di articolare delle frasi di senso compiuto, possono persistere o meno i disturbi del comportamento. La diagnostica si basa prima di tutto sulla valutazione di questi pazienti in ambulatorio, quindi la visita, i test neuropsicologici e fortunatamente abbiamo anche a supporto indagini di tipo strumentale e di tipo laboratoristico. In particolare è doveroso sempre fare una risonanza o un TAC cerebrale per escludere, come dicevamo prima, patologie intracraniche come neoplasie cerebrali o malattie infiammatorie. E attualmente è possibile anche fare indagini di medicina nucleare, quindi degli esami PET che studiano con dei traccianti particolari il metabolismo del cervello, indirizzandoci nella diagnosi differenziale, perché ci fanno vedere se certe aree del cervello funzionano meno bene di altre. Recentemente si fanno anche delle indagini PET per quantificare il carico di amiloide, però
esami questi molto sofisticati che si possono applicare con dei criteri molto selettivi. Per ultimo vi ricordo l'esame del liquor che si fa con una puntura lombare. Nel liquor cerebrospinale noi possiamo dosare alcune proteine che, se aumentate o diminuite, ci indirizzano e ci aiutano nella diagnostica. Grazie Eb. Io sono la dottoressa Gabriella Costa, sono medico geriatra, lavoro nel reparto di geriatria dell'ospedale di Piove di Sacco e faccio parte del CDC numero 3 con Erika e con i colleghi neurologi dal 2012 e faccio parte anche del comitato etico per la pratica clinica dell'ULSS 6 e recentemente abbiamo elaborato un documento di orientamento sulle scelte per quanto riguarda la nutrizione artificiale e idratazione artificiale deliberato recentemente. E io sono qui per spiegarvi un po' cosa facciamo noi in ambulatorio. Ti interrompo un attimo Gabriella, ci scrivono questa domanda: questa malattia è ereditaria? Allora, per quanto riguarda la demenza di Alzheimer e comunque in generale la demenza, queste malattie hanno sicuramente una predisposizione familiare. Diciamo che le forme che insorgono sotto i 70 anni sono quelle più legate all'ereditarietà, mentre le forme che insorgono dopo gli 85 anni sono meno legate ai fattori genetici e subentrano anche fattori ambientali, stili di vita. E per quanto ci sono altre domande? Sì, ci scrive Antonio: buongiorno dottoresse, quanto dura in genere il decorso di malattia di Alzheimer? Sì, in genere la malattia di Alzheimer vera e propria dura dai 5 ai 10 anni, nel senso che da quando si comincia a diagnosticare, a sospettare, a quando arriva alle fasi terminali, in genere è questa la durata. È una malattia gradualmente, progressivamente ingravescente e porta a vari gradi di disabilità fino alla demenza cosiddetta terminale. Se non ci sono più colpiti gli uomini o le donne? Allora, in genere le donne, purtroppo. In realtà poi soprattutto in età senile. Sì, in età senile c'è uno studio interessante fatto dagli olandesi, lo studio Rotterdam, che ha indicato che fino ai 90 anni probabilmente c'è un'uguale incidenza di demenza di tipo Alzheimer nel maschio e nella femmina. Dopo i 90 anni pare che le femmine siano più colpite da demenze tipo Alzheimer, i maschi da demenze di tipo vascolare. Esatto. E comunque una volta che è stata formulata la diagnosi è indispensabile anche formulare la prognosi legata allo stadio della malattia, come diceva la dottoressa Pastorello prima, perché il malato deve essere proprio informato su quello che lo aspetta, la famiglia pure, e il malato, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, deve essere coinvolto nel pianificare le proprie cure, cioè quello che riguarda tutta la salute della sua persona, e quindi deve essere coinvolto nelle scelte, proprio per rispettare anche il principio etico di autonomia. E una volta formulata diagnosi e prognosi è necessario assolutamente eseguire un counseling accurato per quanto riguarda tutto quello che è la cura della persona. Infatti il trattamento farmacologico di per sé non è sufficiente e non esiste un farmaco che cura questa malattia, ma esistono degli approcci farmacologici e non farmacologici ai vari problemi e vari sintomi che si possono manifestare nel decorso della patologia. Infatti i farmaci tutt'oggi a disposizione vengono utilizzati per trattare diciamo rallentare la progressione dei sintomi cognitivi o per migliorare alcune performance cognitive nelle fasi iniziali moderate, e poi vengono utilizzati dei farmaci invece che agiscono su specifici sintomi psicocomportamentali come l'ansia, la depressione, i deliri e le allucinazioni. Ci scrive Gianna: che differenza c'è tra demenza senile e demenza di Alzheimer?
Beh, diciamo che per demenza senile noi intendiamo in senso generale una forma di decadimento cognitivo collegata all'età. Non è il normale invecchiamento cerebrale, cioè non è scontato che la persona anziana vada incontro a demenza, quindi se parliamo di demenza sia pure senile intendiamo una patologia. Le demenze senili possono essere fondamentalmente tutti i tipi di demenza di cui vi ho parlato prima, quindi il demenza senile può essere una demenza tipo Alzheimer come una demenza di tipo vascolare, insomma, quindi è un termine un po' generico per indicare un declino cognitivo, una patologia però legata a un'età diciamo senile, quindi non dopo i 65-70 anni, ecco. Sì. Ci scrive Edoardo, innanzitutto complimenti, grazie. Che cosa si potrebbe chiedere di più alle istituzioni per aiutare gli operatori da una parte e le famiglie dall'altra ad affrontare la malattia? Beh, le istituzioni sicuramente hanno un ruolo fondamentale in questo tipo di problematica, anche perché gli attori che poi vengono a far parte di questo scenario sono veramente molteplici, sono patologie che coinvolgono le famiglie a tutto tondo e spesso le famiglie sono disorientate, avrebbero bisogno di risposte continue. Quello che posso dire è che sicuramente la strategia del nostro centro decadimento cognitivo, dove appunto si cerca di rispondere ai bisogni indipendentemente dalla diagnosi in senso stretto o dalla prescrizione terapeutica, tirando in ballo anche altre professionalità come, ripeto, l'assistente sociale piuttosto che i volontari, ma anche le famiglie stesse, sicuramente dà un riscontro positivo. Poi teniamo conto che il nostro punto di accesso è il cellulare del centro decadimento cognitivo, al quale risponde l'infermiere case manager, e veramente ne hanno accesso tutti coloro che vogliono informazioni anche solo per sapere dove indirizzarsi come prima diagnosi, piuttosto che nel decorso della malattia come comportarsi e come venire in contatto con gli specialisti, o informazioni sui contributi economici e quant'altro, insomma. Allora, il dottor Borsato ci chiede qualche suggerimento su uno stile di vita sano per un paziente agli inizi della malattia. Allora, innanzitutto i fattori di rischio della malattia sono non modificabili come l'età e come per esempio la genetica, la familiarità, però alcuni studi hanno evidenziato che un buon controllo dei fattori di rischio cardiovascolare comunque agisce anche nella evitare progressioni rapide della malattia di Alzheimer, ma soprattutto se si è visto che le persone che si mantengono fisicamente, mentalmente e socialmente attive hanno minore probabilità di ammalarsi, e se si ammalano in fasi più avanzate dell'età. Quindi diciamo che è un po' questo che noi raccomandiamo ai nostri pazienti per evitare che la malattia si manifesti anche in modo più prepotente. E come vi dicevo prima, l'approccio farmacologico è importante, ma anche quello non farmacologico. Vi faccio l'esempio dell'agitazione, dell'aggressività, che è un sintomo disturbante per soprattutto il caregiver. E Antonella ci chiede, niente, scusa, dopo Gabriella, finisco. sì, poi finisci. Sì. Esistono esami che possono indicare la probabilità di ammalarsi? Allora sì, no, dunque come dicevo prima, attualmente mentre diciamo l'approccio farmacologico e le terapie purtroppo non ci danno grandi aiuti, sul piano diagnostico invece si sono fatti dei passi in avanti. Questo vuol dire che noi possiamo avvicinarci con probabilità sempre maggiore ad una diagnosi
non solo di demenza, ma anche nello specifico ad una diagnosi di specifica forma di demenza tipo Alzheimer piuttosto che di altro tipo. E come vi avevo accennato, attualmente ci sono questi esami sull'I-Quor, quindi che prevedono una puntura lombare e anche indagini di PET, quindi di tipo di medicina nucleare, che ci orientano nel senso della diagnosi differenziale e anche con un discreto anticipo sull'arrivare in modo conclamato alla patologia. Detto questo, però, probabilmente la malattia inizia a creare le sue basi circa 10 anni prima che comincino a comparire i primi sintomi, quindi i primi segnali della malattia. In particolare per la malattia di Alzheimer non si conosce la causa e c'è questa deposizione di amiloide nel cervello, di una forma tossica di amiloide, e per questo, ad esempio, la PET che studia il carico di amiloide nel cervello precocemente può farci dire se una persona che ha qualche segnale di malattia potrà sviluppare poi una vera forma di demenza di tipo Alzheimer. C'è da dire però che questo esame non ha nessun significato dopo i 70 anni. Perché questo? Perché il cervello fisiologicamente invecchiando accumula amiloide. Questo non vuol dire che ci sia una patologia, cioè è semplicemente un dato fisiologico, per cui se noi andiamo a fare questo esame in una persona che ha più di 70 anni troveremo inevitabilmente una positività che però non ci indica una patologia. Ovvio che questo esame fatto a una persona di 50 anni, quando fisiologicamente non dovrebbe esserci amiloide nel cervello, ci indica che questa persona che ha qualche disturbo nella memoria potrebbe con probabilità ragionevole sviluppare una malattia di Alzheimer. La certezza però non possiamo mai averla, perché sono esami che ci avvicinano a una diagnosi, però non ci danno mai la certezza che questo avverrà, e quindi devono essere fatti con ponderazione e con buonsenso, a mio avviso. Torniamo ai nostri disturbi comportamentali. Sì, e l'agitazione. L'agitazione spesso è segno di qualcos'altro. Può essere la manifestazione di un dolore, di una stipsi importante, di un delirio, di una semplice paura oppure di un disorientamento, e quindi chi assiste la persona ha innanzitutto il dovere di capire se c'è un fattore scatenante. Successivamente, se il sintomo persiste o se il disturbo diventa eccessivamente invalidante o eccessivamente impegnativo, si opta per un supporto farmacologico. Vorrei però che passasse il messaggio oggi che la presa in carico della persona deve essere globale. Come geriatra sono abituata a fare una valutazione multidimensionale, a valutare le varie dimensioni in cui la persona è coinvolta, quindi quella sociale, quella affettiva, quella di salute, i farmaci che sta utilizzando in contemporanea, le altre patologie, ma soprattutto noi facciamo in ambulatorio un'attività di counseling, di consigli, perché quello che ci preme è far capire che il farmaco da solo non è la soluzione, non è l'unica possibilità, anzi bisogna innanzitutto occuparci della sicurezza della persona, valutare quanto è in grado di fare, le sue abilità residue, potenziarle e implementarle, non sostituirci completamente, ma affiancare la persona che è in difficoltà nell'attività del quotidiano, e dobbiamo appunto sensibilizzare su questo il caregiver o chi assiste, perché spesso si fa l'errore di demandare al farmaco la gestione della patologia della persona ammalata. Ci chiede Chiara come si accede ai nostri ambulatori. Certo. Allora, in realtà si accede attraverso un'impegnativa del medico di medicina generale per prima visita geriatrica, per decadimento cognitivo o presso il centro di decadimento cognitivo, oppure prima visita neurologica
sempre presso il centro decadimento cognitivo. La distinzione va fatta in realtà sull'età, prima di tutto, quindi insomma, e ancora prima dell'età le patologie concomitanti, perché è chiaro che un paziente anziano che accede al nostro servizio per la prima volta e ha già delle patologie pregresse, quindi dei fattori di rischio che lo portano comunque ad avere questo tipo di problematica, è meglio venga valutato dal geriatra, che comunque è affiancato sempre da noi case manager come neurologo, perché può prendere in carico anche la gestione delle altre patologie. E soprattutto appunto si fa una valutazione anche del grado di autonomia funzionale, di tutto quello che deve essere implementato per garantire una qualità di vita dignitosa alla persona che purtroppo è affetta da una malattia cronico-degenerativa, per la quale per il momento, nonostante tutti gli sforzi della scienza, della ricerca scientifica degli ultimi 20 anni, non esiste ancora una cura. E soprattutto ci tenevo a dire che il miglior momento per valutare queste persone è nel loro stato ottimale di salute. Sì. Quindi, scusa, c'è una domanda: ci sono farmaci che curano l'Alzheimer? Allora, per quanto non c'è un farmaco che cura la malattia, perché appunto questa malattia tutt'oggi è incurabile, è comunque destinata ad evolvere nonostante i nostri trattamenti, i nostri interventi. Però ci sono dei farmaci, faccio l'esempio dei sintomi cognitivi, che possono in qualche caso, o comunque nella fase lieve e moderata della patologia, dare un aiuto e migliorare alcune performance. Si tratta degli inibitori della colinesterasi e della memantina. Questi farmaci comunque vanno, la loro efficacia, la loro tollerabilità va monitorata periodicamente presso il nostro ambulatorio specializzato, perché possono essere gravati da effetti collaterali e comunque non sempre sono efficaci, e in quel caso devono essere sospesi. Comunque, qualora fossero sospesi e il quadro clinico peggiorasse in modo improvviso, comunque si possono riprendere, non è solo l'efficacia in sé che valuta la prescrivibilità. Certo. Invece, per quanto riguarda i farmaci i farmaci per il trattamento di disturbi psicocomportamentali, questi comprendono una gamma ancora più ampia di molecole di principi attivi. Quello che invece vorrei ribadire è proprio il fatto che sono farmaci che potenzialmente pericolosi, e anche questi richiedono una prescrizione specialistica e un attento monitoraggio dei loro effetti collaterali, soprattutto a livello cardiovascolare. Allora, abbiamo un'ultima domanda e poi chiudiamo la nostra diretta. Chiara ci chiede cosa sono i centri sollievo. Allora, i centri sollievo sono molto importanti per noi, sono centri gestiti da volontari di varie associazioni e che si occupano di supportare le famiglie in senso concreto nella gestione delle persone con disturbi cognitivi e demenza. Nella nostra ASL abbiamo, anzi nel nostro centro decadimento cognitivo, il numero 3, perché poi tutta l'ASL ce ne sono moltissimi, ne abbiamo uno a Pieve di Sacco, uno ad Albignasego, uno nuovo Ponte San Nicolò, Guizza e Montà, quindi veramente insomma l'offerta è molto valida e soprattutto dà una risposta in maniera gratuita, concreta, con anche delle professionalità all'interno che poi possono veramente gestire ed aiutare queste famiglie e consigliarle poi nei comportamenti del quotidiano. Come dicevo, il nostro tempo a disposizione è terminato e speriamo di essere state esaustive nelle domande, ma comunque se ne avete delle altre siamo a disposizione nei nostri canali aziendali per rispondervi anche nei prossimi giorni. Arrivederci. Grazie.